Benvenuti a Nutribull Treviso contro E7 Emporio Armani Milano. Terzultima giornata del girone d'andata, un confronto fra due grandi città del nostro basket. Si apre per Schietz che si butta dentro, cerca probabilmente un passaggio per Mirotic che però si era mosso in una direzione diversa e allora Schietz da fermo si prende la tripla. Vola Olson sulla finta di Mirotic, Schietz ancora da 3, ne mette un'altra Savon Schietz. E lascia spazio a Schietz per un'altra tripla, fate 5 su 5 tentativi. Nuta, anche lui in penetrazione, lo stop a Pellegrino, riparte Treviso con Machiura, si arresta per la tripla in transizione. Bowman in penetrazione, la butta per aria in qualche modo. Intercetta la palla e se ne va in campo aperto a inchiodare a due mani. Ancora l'idea da 3, ancora un tiro corto, ma l'idea segue il suo errore, riconquista il pallone e poi innesca Brooks. Rimessa di mezzanotte, riceve D'Angelo Harrison contro Savon Schietz, si crea spazio per la tripla. D'Angelo Harrison, -3 Treviso. Dentro in penetrazione Bowman, mascolo per Harrison, attacca e recupero di Bolmaro, la butta per aria, segna e c'è anche il contatto falloso. Mirotic, piedi per terra, tripla. E allora ecco il blocco di Polycap, virata di Bowman che va fino in fondo a segnare il layup. Spazio per la tripla di Komenion. You hope to make shots, but you can't expect to make shots. So we have 20 minutes left to play. We got to put our best 20 minutes out there and hopefully win the game. Qui invece vola a inchiodare prendendosi una grande linea di fondo Kai Bowman. Per D'Angelo Harrison, si va da Bowman, disorienta con le finte Bolmaro. Si agganciano intanto Bowman e Schietz, ancora Schietz lo sfida buttandosi dentro, finta e poi canestrone di Savon Schietz. Liberato per il tiro dall'angolo Bowman che mette la tripla. Poi Bowman contro Schietz, palleggio, arresto e tripla! Ancora Kai Bowman, fanno 22 punti. Brooks con 80 secondi da giocare nel terzo quarto, gioca il pick and roll con Ricci, attacca a mezzanotte, Armoni Brooks fino in fondo. Brooks è con mezzanotte, lo attacca dal palleggio, va fino al ferro con fin troppa facilità. Mirotic che prende Olson lo batte, torna lì vicino per fintare il blocco su Bowman, alla fine la riceve, finta su Olson, va dentro, riapre, tripla di Flaccadori, segnata con in più il fallo di Machiura. Idei che prova a buttarsi dentro, taglio di Schietz, che giocata. Mirotic ripalta, mascolo anticipa Schietz e poi si lancia in campo aperto. Finale molto calda, Olson cambia su Mannion, Schietz attacca mascolo, poi torna fuori con 3 secondi, crossover, tripla di Schietz. Savon Schietz prova a chiudere la partita. Finisce così, Milano vince a Treviso con il punteggio finale di 89-79.
teammates put me in good positions to score, and luckily a couple of them went in today, and just happy that we could get the win. It's a big win to make another step towards the final eight, and a big step for us for the rest of the season, so let's keep it going.